Come detto, Andrea Vitagliano e Speciales saranno i protagonisti di questa sesta corsa, o perlomeno Speciales è uno dei cavalli molto attesi. Andrea, raccontiamo un po' la storia. Tu questo cavallo ce l'hai da puledro, ha collezionato davvero tantissimi successi. Fa parte della famiglia oramai. Io l'ho comprato alle aste selezionate a Milano e poi diciamo un po' di bravura, un po' di fortuna è uscito Speciales. Parliamo un po' appunto delle vittorie, di quanto ha girato anche. Lui è stato un fenomeno perché lui ha debuttato qui a Cesena, poi per un po' di sfortune l'ho mandato in Svezia da Stig Johansson, dove il cavallo ha fatto delle bellissime prestazioni, ha vinto una batteria della British Crown e poi è venuto in Italia come primo favorito a Gran Criterium, l'aveva vinto, ha sbagliato a 10 metri dal palo. Poi dopo la Svezia è tornato da me. Il cavallo ha fatto una serie di primi, ha vinto l'Elwood Medium, seconda nazionale, terza Giovanardi e poi dopo ho scelto la Francia. E nella Francia lui è arrivato, è l'unico indigene che è riuscito a minacciare un cavallo che si chiama Bold Eagle, secondo in 1.18 nel continentale. Poi ha avuto una sfortuna, un'anteriore, e il cavallo è dovuto ritornare in Italia con un infortunio molto grave e piano piano l'abbiamo risestato. E il cavallo diciamo che adesso è tornato forse anche meglio di prima perché le prestazioni parlano chiaro, un cavallo che fa 1,11 a girare tutta la strada a destra con 4 curve, cioè bisogna farli. Lui ormai è diventato uno di famiglia, è un cavallo eccezionale, sente tanto la competizione, grazie anche al signore di mio figlio che ci prende le cure al mare, perché è un cavallo che ha bisogno di tanto tempo, non è un cavallo semplice da accudire e purtroppo lui ci ha trovato feeling con il cavallo e adesso diciamo che stiamo avendo ottimi risultati. Ma per te correre qui a Cesena con Speciales? Ma sai, questo adesso io la ritengo casa mia, ormai sono 28 anni che sono a Cesena, il mio sogno è partecipare all'Europeo. L'anno scorso per un po' di sfortuna il cavallo veniva da 3 vittorie e si fece male e non abbiamo potuto partecipare. Speriamo che continua la sua serie di vittorie, di piazzamenti, di portarlo in super stasera e poi aspettiamo i grandi eventi, tra cui io spero tanto il campionato europeo. Bene, ringrazio Andrea Vitagliano, ti lasciamo alla tua serata che sarà una serata abbastanza intensa. Sì, tanta. Bene, linea Luciano Poggi.